Dove posso trovare nel centro storico di Portogruaro un vasto assortimento di cialde e capsule per il caffè a prezzi super convenienti? Ma presso il negozio Armonie di Caffè in Piazzetta delle Erbe, a 2 passi dal municipio. In occasione delle festività natalizie, le titolari di questo punto vendita, Fernanda e Maria Cristina, vi aspettano con una serie di interessanti promozioni sui prodotti in vendita. Un esempio, sconto del 10% su tutti i prodotti Italian Coffee compatibili in espresso e lavazza a modo mio, con una spesa minima di 10 euro. Chiedo gentilmente 2 minuti di silenzio. Grazie mille, 2 secondi di silenzio per dare la parola all'assessore. Abbiamo parte dell'amministrazione presente che ha dato l'opportunità appunto di allestire questa mostra. Prego assessore. Buonasera a tutti, io porto il saluto dell'amministrazione. Questa è la prima di una serie di iniziative relative alle manifestazioni natalizie che l'amministrazione ha organizzato. Naturalmente mi complimento perché si tratta veramente di opere, tutti di progetti artistici. Ringraziamo naturalmente la signora Daniela che insieme all'assessore Togliani hanno organizzato, si sono preoccupate per l'allestimento di questa bellissima mostra. Lascio la parola alla signora che ha provveduto all'allestimento, quindi conosce in modo molto più approfondito l'argomento. Dopodiché ci sarà il coro di Vison che ci accompagnerà con canti natalizi e niente. Sì, poi finito il tutto ci sarà a disposizione la cioccolata per i bambini. Nel secondo mulino. Bene, di 2 parole non vi tolgo la voglia di vedere questi meravigliosi e preziosi presenti. L'artefice dei presenti che vedete ai lati è il signor Kaufmann Siegfried, che si scusa ma purtroppo oggi è una cresima dei nipoti e non ha potuto essere qua presente con noi. Puoi ripetere il nome? Kaufmann Siegfried, originario di Bolzano, sì, e vive a San Donato, vero dottor Albino? Sì. Ecco. E il presepe invece, la natività che vedete alle vostre spalle, che è in fondo ai mulini, è opera realizzata dal dottor Albisi qui presente, che simbolicamente sicuramente saprà spiegare meglio di me il perché di quest'opera in questo modo. Grazie.